Buona giornata cari amici sintonizzanti su Radio Luna con Renato Scanu nella trasmissione qui condotta come sempre magistralmente da Ugo Bulgarelli. Oggi questa puntata è dedicata naturalmente al Carbonia Calcio 1939 che praticamente dopo 30 anni esatti è stato promosso nel campionato nazionale dilettanti, un campionato nazionale dilettanti insomma che vedrà nuovamente il Carbonia Calcio presentarsi negli stadi più importanti a carattere regionale ma anche nazionale. Intanto saluto Ugo Bulgarelli che Buongiorno. si sta dilettando anche con le fotografie qui Certo. in studio. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno, allora come abbiamo detto, tra l'altro questa trasmissione la potrete anche rivedere su Media News TV Italia, insomma la televisione che conduco e come abbiamo detto prima, insomma il Consiglio federale accoglie le proposte della Lega Nazionale Dilettanti. In eccellenza è promosso proprio il Carbonia Calcio, la notizia è arrivata nei giorni scorsi, abbiamo già iniziato chiaramente con delle interviste dei massimi responsabili del Carbonia Calcio. L'altro giorno sono stato a intervistare naturalmente il protagonista, l'attore principale, l'allenatore Andrea Marongiu con la sua consueta gentilezza, insomma mi ha accolto nella sua casa, abbiamo fatto una bellissima intervista che abbiamo già mandato anche in rete su internet ed oggi, caro Ugo Bulgarelli, dovremo avere già in collegamento radiofonico il vicepresidente del Carbonia, Antonio De Sovus. Buona giornata Antonio. Allora, intanto naturalmente i complimenti qui dalla redazione di Radio Luna, caro vicepresidente, per questo grande risultato che avete ottenuto con grandissimi sacrifici, lo possiamo dire, no? Sì. Il vicepresidente, tra l'altro indimenticabile è stata anche la partita di Coppa Italia giocata a carattere nazionale contro il Real Monterotondo. Loro sono arrivati lì a Roma, io ero presente per la radiocronaca e sono stati davvero straordinari, applauditissimi dal pubblico di casa, quindi davvero sono stati bravissimi. Sì. A proposito del campo, ha fatto bene, naturalmente ricordiamo ai nostri radioascoltatori, siamo in collegamento diretto con il vicepresidente del Carbonia Calcio 1939, Antonio De Sovus. Naturalmente bisogna fare dei lavori, tra l'altro mi dicevano probabilmente bisognerà anche ristrutturare la tribuna opposta perché chiaramente le regole prevedono le postazioni per i tifosi ospiti, giusto? Il Carbonia giocherà nello stadio Zogolo e dovrà andare a giocare fuori, invece voi confermate che siamo pronti. Chiaramente Antonio, quando riprenderà il campionato si parla addirittura di settembre, fine settembre-ottobre. State lavorando con l'amministrazione comunale affinché questo accada. E naturalmente arrivano anche voci, mi sono arrivate anche ieri delle voci per quanto riguarda la campagna di rafforzamento. Ovviamente so che siete già al lavoro per allestire una formazione che sia in grado di poter affrontare questo importantissimo campionato a carattere nazionale. So che il direttore sportivo Sebastian Puddu lavora nell'oscurità, lui è uno che si muove molto bene, dobbiamo dargliene atto, bravissimo Sebastian Puddu.
sono arrivate voci, chiaramente tra virgolette, lo possiamo dire tranquillamente, ieri mi è arrivata una voce da Cagliari che il Carbonia Calcio starebbe inseguendo addirittura un grandissimo bomber ex del Cagliari, Robert Acquafresca. Possiamo darla questa notizia? Speriamo bene che il vostro lavoro insieme a chiaramente all'amministrazione comunale sia proficuo affinché questo possa regalare, questa trattativa, regalare uno stadio degno di nota, perché ricordiamo lo stadio Zoboli è uno stadio storico, nato nel 1938, insomma, e quindi speriamo bene, poi dedicato a un grandissimo giocatore, un grandissimo campione, dico io, in tutti i campi, insomma, Carlo Zoboli, no? E per cui ecco, per quanto concerne l'allenatore, invece tu hai detto non abbiamo ancora deciso nulla, però, vabbè, però facciamo i complimenti a Andrea Marongio perché è stato un grandissimo. Sì, esatto. Il suo lavoro già negli anni passati, insomma, un settore giovanile che si è dimostrato all'altezza nelle competizioni a carattere regionale, per cui è un lavoro proficuo che chiaramente potrà darvi anche in futuro la tranquillità per poter fare esordire giocatori nati chiaramente nel sodalizio bianco-blu. Deve essere il Carbone, insomma, la squadra principe del successo Iglesiente, magari facendo accordi anche con altre società locali. Insomma, Antonio, non so se voi iniziamo in chiusura, poi dovremo far sentire anche delle interviste che abbiamo raccolto ancora sia con il mister Andrea Marongio ma anche con il direttore sportivo Stefano Canu. Insomma, cosa vuoi dire ai tifosi, magari a tutti coloro che ci stanno ascoltando in chiusura di questo tuo collegamento? La nostra promessa per quanto riguarda Radio Luna è l'impegno nel seguirvi assiduamente anche nella prossima stagione del campionato nazionale dilettanti. Speriamo poterci organizzare per le radiocronache in diretta sia dallo stadio Zoboli ma anche delle partite in trasferta. Noi garantiamo naturalmente il nostro grande impegno e la nostra grande professionalità del sottoscritto e di Ugo Bulgarelli. Sempre Forza Carbonia, grazie naturalmente e auguroni al vicepresidente Antonio De Sogus che oggi ha partecipato con noi per ricordare questa grande impresa del Carbonia Calcio che dopo 30 anni è tornato nel campionato nazionale di Serie D. Grazie, a prestissimo Antonio, un abbraccione. Benissimo, allora Ugo, avevamo interrotto il collegamento, ma ha sentito comunque i saluti. Insomma, Ugo, un tuo commentino, naturalmente, forse dobbiamo andare in pubblicità. Sì, no, adesso dobbiamo fare una piccola pausa per preparare le interviste che hai preparato tu. Adesso un attimo solamente, ci risentiamo fra qualche istante, subito. A posto? Facciamo sentire un pezzettino di Bastiano Canu. Un pezzettino di Stefano Canu. Possiamo riandare subito, ok? Benissimo, stiamo ascoltando anche chiaramente Zucchero col bellissimo brano Baila. Abbiamo sentito prima il vicepresidente del Carbonia Calcio 1939 Antonio De Sogus, sempre parlando ovviamente di questa grande impresa. Sentiamo anche alcune dichiarazioni del direttore generale Stefano Canu.
Insomma, abbiamo sentito adesso Stefano Canu che ho intervistato l'altro giorno nella sede allo Stadio Zoboli del Carbonia Calcio, un Carbonia Calcio che naturalmente si sta preparando, nonostante ovviamente ha fatto bene a dirlo il vicepresidente Antonio De Sogus, bisogna prima di tutto risolvere il problema stadio, è uno stadio bellissimo, chiaramente però bisogna intervenire per adeguarlo per quanto concerne il campionato nazionale dilettanti. Mi pare però siamo pronti anche per sentire alcune battute dell'intervista che ho raccolto sulla televisione per quanto riguarda il mister Andrea Marongiu, la linea che va a Ugo Bulgarelli. Benissimo, abbiamo sentito naturalmente alcune dichiarazioni di una lunga intervista che ho documentato naturalmente anche su internet, sui social network per quanto riguarda il mister Andrea Marongiu, al quale naturalmente auguriamo possa trovare per la prossima stagione un accordo col sodalizio bianco-blu e poter magari esordire nel campionato nazionale dilettanti. Mi pare con Ugo Bulgarelli siamo arrivati al culmine, al termine di questa prima puntata, ne avremo un'altra la seconda lunedì, nuovamente appuntamento alle 8:30 con il vicepresidente, l'altro vicepresidente Francesco Sezzu e con il direttore sportivo Sebastian Pudu, e poi martedì invece avrò un'intervista con il ex mister del Carbonia Calcio che per tanti anni ha guidato proprio